Ecco la situazione meteorologica. L'estesa saccatura in Atlantico determina flussi meridionali sul Mar Mediterraneo, portando deboli rovesci disorganizzati sulla Liguria, alternati a fasi più asciutte ed incorniciati da timidi sprazzi di sole, più probabili sul ponente. E tutto questo in attesa di un peggioramento che inizierà domani sera e che ci porterà ad un weekend non solo con le nuvole, ma anche con la pioggia. Nelle ore pomeridiane poche variazioni rispetto alla mattinata, quindi alternanza di nube dischiarite con nuvole più importanti sul centro della regione, dove non si escludono anche locali precipitazioni di debole intensità che si potranno verificare in serata anche sull'Imperiese orientale e il Savonese occidentale. Venti prevalenti di scirocco a carattere moderato su tutta la regione, mare poco mosso, localmente mosso e temperature massime generalmente stazionarie entro i 19 gradi. Per domani, venerdì 14 novembre, i previsori della Limete si attendono un'altra giornata come quella precedente, cieli da molto nuvolosi a coperti, in particolare tra Savonese e Genovesato, dove non si esclude qualche debole piovasco. Infine primi rovesci nelle zone interne del Savonese in tarda serata, prodromo del peggioramento atteso poi nella giornata di sabato. Venti moderati da sud-est, mare generalmente mosso, temperature stazionarie e con scarsa escursione termica tra il giorno e la notte.